è un errore madornale tecnico, perché fare una delibera solo di giunta senza il passaggio dal Consiglio, questo ha permesso al TAR di rigettare tutta la programmazione del nostro territorio. L'errore del sindaco Massimo Bitonci ora potrebbe costare molto caro ai commercianti padovani che sono già pronti a dare mandato ai loro uffici legali per chiedere i danni. Piccoli negozianti già penalizzati dal caro degli affitti, dalla pressione fiscale e dalla concorrenza selvaggia dei grandi centri commerciali ed ora dimenticati, presi in giro. Un errore grossolano quello dell'ex sindaco Bitonci, che di fatto produce un vuoto normativo che potrebbe aprire le porte ad una decina di richieste di nuove grandi strutture di vendita. Piccolo commercio è anche una risorsa per i quartieri, per le vie, perché tiene aperte le vetrine. Se facciamo sparire tutta la piccola distribuzione diventa terra di nessuno. Resto basito, spero non sia vero, il post del presidente della Camera di Commercio, Fernando Ziglio. L'Ascom intanto ha convocato per il prossimo 16 gennaio un consiglio straordinario. Noi adesso cercheremo di intervenire con la Regione affinché venga riformulato questa delibera in maniera corretta. Centinaia le telefonate dei negozianti dell'associazione di categoria preoccupati. Per Bitonci la responsabilità starebbe dei dirigenti che si relazionano con la regione, smentito da Bertin di Ascom. Con la giunta Zaia abbiamo sempre lavorato bene. Noi facciamo valere l'idea e la forza di tutti i nostri associati, che sono cittadini come altri, e quindi porteremo le nostre istanze affinché ci sia un commercio